Sono Paladin Gabriele e sono socio dello studio Paladin SAS, che è un centro di elaborazione dati, elaborazioni contabili di Oderzo. All'interno dell'azienda praticamente sovrintendo a tutte le attività dell'azienda, a parte l'amministrazione legale, la fatturazione. Per quello che riguarda le principali attività dell'azienda sovrintendo io. Le chiedo se può raccontarci brevemente dell'azienda, in particolare se può dirmi quando è nata, dove si trova, di cosa si occupa e chi sono le persone che lavorano con voi. Beh, praticamente ci interessiamo di elaborazioni paghe più che altro, elaborazioni paghe, e occupiamo attualmente 7-8 dipendenti, di cui alcuni lavorano a part-time, donne lavorano a part-time. Quali azioni sono state sviluppate per garantire pari opportunità tra uomini e donne all'interno della vostra azienda? Fin da una decina d'anni fa io sono sempre stato molto sensibile a questo argomento della parità di genere, delle opportunità tra uomini e donne. Diciamo che mi interessa molto della parità di genere perché il mio obiettivo è assolutamente quello di mettere le persone in grado di svolgere la loro attività nel modo più sereno possibile. Faccio un esempio concreto. Purtroppo 10 giorni fa a una sorella di una nostra dipendente è successa una grave malattia. Ebbene, immediatamente abbiamo dato tutta la disponibilità perché questa persona si ritenga libera di usare il suo tempo come meglio crede, variare gli orari, chiedere un part-time, far slittare le ore di lavoro da una fase fissa a un tempo. Importante è dare la disponibilità a lavorare. Questo non solo, questo è un esempio, ma nella realtà questo lo facciamo già da sempre con tutte le persone, tant'è che ci sono più persone a part-time che persone a full-time. In che modo la vostra azienda favorisce la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro? Siccome nei fatti, nella vita di tutti i giorni, succede che è difficilissimo, soprattutto per una donna, conciliare le esigenze della vita familiare o di seguire i genitori che diventano anziani e hanno bisogno di cure, o i figli, e contemporaneamente svolgere il lavoro, questa è stata un'idea fissa già dall'inizio, che bisogna lavorare in modo di buttare via le presenze, guardare i risultati e permettere la massima flessibilità. Ma questo non perché siamo più buoni o più bravi, lo facciamo proprio perché solo una persona messa in queste condizioni può poi svolgere il suo lavoro in modo più sereno. Perché se uno è condizionato a fare le sue ore di lavoro e vietato cambiarle, vietato fare tutto, ovviamente è meno sereno. Se invece è libero di organizzare i suoi tempi e la sua giornata e le sue giornate come ritiene opportuno, ovviamente ci guadagna anche l'azienda sotto l'aspetto della serenità del suo dipendente. Come intendete in futuro promuovere all'interno dell'azienda una cultura antidiscriminatoria? Noi siamo sempre stati sensibili a questo argomento, tant'è che siamo molto sensibili anche al fatto certificazione della parità di genere. Come ho detto prima, siccome l'azienda si interessa soprattutto di gestione, paghe, contributi, quindi si interfaccia con altre aziende che hanno le medesime problematiche, io ho già da tempo promosso queste attività anche ai nostri clienti. Per esempio, quest'anno abbiamo detto a tutti i clienti: guardate che c'è la possibilità di certificarsi per la parità di genere, chi è interessato? Ne abbiamo avuti, oltre a noi, che noi stiamo certificandoci per la parità di genere, altri 2 clienti hanno preso al volo questa opportunità e uno ha ottenuto anche il contributo per la certificazione, e poi ce n'è altri 2 che praticamente lo stanno facendo, ma in futuro saranno molti di più. Quindi sicuramente andare verso la certificazione della parità di genere. Se doveste immaginare un intervento o una misura esterna che possa aiutarvi a realizzare la parità in azienda, quale sarebbe questa misura?
Sicuramente certificarsi per la parità di genere, che, detto fra noi, è uno dei pochi casi in cui una certificazione ha anche dei benefici economici. Perché se io mi certifico ISO 9001 o 14000, fra l'altro noi siamo certificati ISO 9001, pur essendo micro, diciamo, e adesso certificheremo parità di genere, è l'unica certificazione che ti dà anche un contributo economico, cioè uno sconto dell'1% dei contributi previdenziali fino a un massimo di 50.000 euro. Ma diciamo che è l'unico caso che io conosca che non hai solo le spese per certificarti, ma hai anche un vantaggio economico. Quindi questa è una cosa che io promuovo presso tutti i miei clienti e che ritengo questa sia una misura da adottare.